Siamo al ristorante pizzeria Amici di Malù qui a Case Nuove di Masiano, dove si è svolta praticamente l'assemblea elettiva per il gruppo motociclisti pistoiesi in vista della stagione 2017. Quindi parleremo con il presidente, che è stato confermato, Alessandro Lazzarini, e con gli altri esponenti di questo sodalizio che svolge un servizio veramente imprescindibile di sicurezza sulle strade in occasione delle competizioni ciclistiche. Siamo con Mario Mecacci, che è responsabile della commissione direttori di corsa della Federciclismo, e anche voi sarete coinvolti, diciamo, nelle nuove nomine da qui a poco. Ecco, com'è la situazione dei direttori di corsa da quello che è stato un pochino il bilancio del 2016? Il bilancio del 2016 è stato, diciamo, positivo e si è concluso, penso, ancora più positivamente, perché i primi giorni di dicembre, il 2, 3, 4 dicembre, abbiamo fatto un nuovo corso per direttore di corsa. Sono stati 11 candidati che fortunatamente hanno abbassato un po' l'età media dei direttori di corsa della Toscana, che è abbastanza alta, e mi sembrano anche persone, così a prima vista, da vedere da quello che hanno fatto all'esame, in gamba e motivati per poter far bene nell'ambiente toscano. Ecco. Diciamo che la funzione del direttore di corsa delle gare ciclistiche è molto delicata e anche piena di responsabilità, quindi ci vogliono persone esperte, e qui forse si spiega il fatto perché siamo un po' avanti con l'età, a parte un male comune a molte categorie del ciclismo toscano. Sì, ci vuole esperienza, ma il discorso è quello è di fare le cose secondo le norme della federazione e secondo le leggi dello Stato. Quando abbiamo fatto come prescrive la legge, è già la migliore assicurazione che possiamo avere. Se poi si va a cercare scamotage, ma questo non importa, questo soprassediamo, prendiamo un motociclista in meno, andiamo con un inizio gara e non è a norma. Noi facciamo le cose come devono essere fatte a seconda della legge, e se poi succede qualche cosa siamo tutelati. Se invece facciamo qualcosa fuori dalle leggi e ci succede un incidente, allora andiamo incontro a dei problemi, ma quando abbiamo fatto le cose come dobbiamo fare possiamo stare abbastanza tranquilli. Ecco. Lei da quanto tempo svolge questa mansione di responsabile? No, da responsabile sono 3 anni, dopo i mondiali fatti in Toscana sono 3 anni, ora vediamo un attimo, perché ancora le nuove commissioni sono da nominare dal nuovo comitato regionale, e vediamo un po' come va. Questo ciclismo è malato, com'è malato? Una febbriciattola, o cosa manca, a parte i soldi, che non è poco? Io penso bisognerebbe tagliare la testa e vedere un po' di ricominciare un po' con i piedi per terra e andare, volersi un po' più bene, insomma, ecco, e ci dovremmo salvare. Siamo con Giacomo Bacci, nuovamente eletto nel ruolo di presidente del comitato toscano della Federciclismo, e direi soddisfatto. Ma moltissimo soddisfatto sotto tutti gli aspetti, una buona partecipazione e soprattutto un riscontro anche positivo. Io credo che questo debba essere attribuito anche al buon lavoro fatto in questi 4 anni, e che sicuramente vorremmo completare nel prossimo quadriennio, per cercare in qualche modo poi di lasciare la strada a qualche altro che ben venga a sostituirmi. Io credo che questo sia il lavoro fatto con il gruppo, che sicuramente io tengo moltissimo. Questa bella festa del gruppo motociclisti pistoiesi ha un significato che vorrebbe dire sicurezza, perché l'ho già detto prima, questo tipo di lavoro, di attività è imprescindibile per le gare ciclistiche. Ma credo proprio di sì. Innanzitutto è uno dei primi gruppi nati in Italia che sicuramente vanno per la maggiore e che ci danno veramente un supporto notevole. Vanno ringraziati, perché ogni domenica potrebbero andarsene a giro anche loro, con le famiglie invece vengono ad aiutarci, a sostenerci. Io credo che sia un gruppo importante per la sicurezza, perché per noi è basilare, e credo che questo gruppo ormai così conclamato abbia sicuramente dalla sua quello di supportarci in lungo e in largo per quello che sono l'incolumità dei nostri atleti. Quindi un grazie veramente di cuore per quello che stanno facendo, e che sicuramente saremo sempre lì come comitato regionale a esserli vicino per qualche modo di tutelare la sicurezza dei nostri atleti. Il ciclismo, è inutile negarlo, ha bisogno di un rilancio. Ci sono tante le cause che congiurano contro lo sviluppo di questo bellissimo sport, insomma sono talmente tante che non si saprebbe da che parte cominciare. Tu hai qualche idea al proposito?
Ma innanzitutto non perdere mai l'orientamento, cioè quello di essere sempre concentrati per cercare in qualche modo di prefissarci un obiettivo. L'obiettivo è quello che in questo momento sicuramente è molto diciamo così, disagiato sotto tutti gli aspetti, sotto l'aspetto economico e sotto l'aspetto organizzativo. Ecco, qui bisogna cercare in qualche modo di riorganizzarci un attimo, e quello di riorganizzarci è quello di andare a ricercare nuove risorse, che queste sono le principali cose che ci devono sostenere, e poi riprogrammare sicuramente quello che è il ciclismo nazionale. La legge 91 io credo che sia una delle priorità di cui noi dobbiamo dare, perché dobbiamo far rientrare quelle società che sono all'estero. Non abbiamo una società World Tour nella Lega, quindi noi dobbiamo in qualche modo andare a stanare quelle che sono queste opportunità, che è questa bellissima legge 91, che in qualche modo bisogna farla fruttare. Ecco, in molti settori, politica, economia e così via, ormai la gente, i personaggi che la popolano sono abituati a parlare a suon di slogan. Nel ciclismo, per cercare di riavvicinare anche coloro che svolgono attività da giovani, insomma categorie giovanili, cosa sarebbe necessario fare? Quale slogan sarebbe giusto adottare? Ma quello che bisogna ricominciare a creare i gruppi nei paesi. Credo che sia la cosa fondamentale. Se ci ricordiamo negli anni in cui in ogni paese c'era un campioncino, la gente si muoveva per andarla a sostenere. Ecco, bisogna cercare di riportare il ciclismo giovanile nei paesi e nelle città, anche nelle città, perché anche nelle città si sta facendo poco, sono vuote del mondo del ciclismo, e quindi io credo nelle piazze andare a propagandare il ciclismo per cercare poi di trovare questa opportunità, di ricreare questa armonia, di ricreare quelle feste paesane che in qualche modo ci ripropagandano il movimento ciclistico. Ultima cosa, i tuoi prossimi impegni a livello proprio di attività come presidente del Federciclismo Toscana, c'è il periodo natalizio, però credo che non manchino diciamo, altre cose da realizzare. No, ora innanzitutto cerchiamo in qualche modo di orientarci su quelle che sono le elezioni nazionali, per cercare in qualche modo di dare un contributo al movimento, portare, assistere il nostro consigliere da portare dentro in qualche modo, perché la Toscana deve avere un punto di riferimento all'interno del Consiglio federale. Queste sono le priorità imminenti, e poi dopo c'è da programmare tutto il 2017, che sicuramente partito già con i calendari juniores e dilettanti, che in qualche modo ci stanno confermando quello che è stato il 2016, e quindi questo da qui bisogna ripartire per cercare di non perdere queste opportunità e fare ancora del movimento toscano un punto di riferimento. Siamo con il gruppo motociclisti pistoiesi, questa giornata si può dire elettiva, no? Perché oggi sono svolte le elezioni per il rinnovo per i prossimi anni, quindi diciamo che ne parliamo con la persona più adatta, che è Egiziano Villani, segretario. Allora, in funzione di segretario, com'è andata oggi questa giornata elettiva? Bene, direi bene, perché prima di tutto è stato allargato il Consiglio, con 2 consiglieri nuovi, quindi quando si cresce è sempre una cosa bella. È stato riconfermato Alessandro Lazzarini presidente all'unanimità, e l'obiettivo è quello di migliorarsi e di non tornare indietro. Si può fare un breve bilancio, i numeri sono sempre interessanti anche perché le riguarda l'attività svolta nel 2016, si può dire sempre che la sicurezza è imprescindibile da parte di coloro che organizzano gare ciclistiche? Dunque la sicurezza è sempre al primo posto, perché prima di tutto c'è gli atleti. È logico, se non ci sono gli atleti non ci sono le gare, ma se non c'è la sicurezza gli atleti non corrono, quindi sono strettamente legati, sicurezza e atleti. Diciamo in Toscana, partendo dall'analisi un po' della Toscana in generale, non siamo messi male, perché come numero di gare siamo al 3° posto a livello nazionale, e per quanto riguarda i numeri della sicurezza siamo al 2° posto. Noi anche quest'anno abbiamo contribuito alla sicurezza con 168 servizi, 1048 presenze individuali e 203.000 chilometri fra trasferimenti e gare su tutte le strade d'Italia. Fiore all'occhiello, quelle gare sono state? Diciamo il fiore all'occhiello della società è al primo posto RCS, che ci permette di scortare la carovana pubblicitaria da 11 anni del Giro Italia professionisti. Poi è 2 anni
che collaboriamo con l'Olau Bacher di Loano per il Giro d'Italia professioniste donne, quindi altro grosso vanto, e sempre in collaborazione con l'Olau Bacher di Loano facciamo la Coppa Bartali, che è un'altra gara a tappe che è al terzo livello al programma nazionale. Questi sono i nostri fiori all'occhiello. Ultima cosa, se si può dire, perché chi è il motociclista vostro più staccanovista, cioè quello che ha fatto più gare, più chilometri, si può dire, o non fate mai graduatorie? No, noi le graduatorie cerchiamo di evitarle, parliamo sempre dal punto di vista di società, è il gruppo, perché poi diventa brutto dire chi fa più gare o fa meno gare. Fa più gare chi ha consumato più benzina, fa più gare chi è più disponibile. Logico, chi è in pensione come me fa un po' numeri un po' più alti, chi purtroppo lavora e fa numeri più bassi. Però non c'è competizione. Non c'è competizione fra di noi, c'è la massima collaborazione, la massima disponibilità. C'è da dire che la partecipazione alle gare, in particolar modo a tappe, tipo Giro d'Italia, donne o uomini o Tirreno Adriatico e tante altre, accresce la professionalità. Siamo con Domizio Spadi e nuovamente un giudizio su quello che riguarda un po' l'attività svolta dal gruppo motociclisti pistoiesi nel 2016. Domizio, allora, prima abbiamo parlato con Egiziano, Villani, ora sentiamo anche la tua voce per quello che riguarda l'attività svolta, la tua opinione. Credo che Villani abbia fatto un resoconto dei numeri dell'attività. Io non voglio ripetermi con i numeri perché sicuramente avrà pensato Villani. Io mi interesso solamente di valutare quello che è stato nei 4 anni che sono trascorsi dalla scomparsa di Ignazio Bianchi. Noi mettiamo su questa squadra con un impegno di migliorarla e ci siamo arrivati, perché il nostro miglioramento c'è stato con i numeri dei motociclisti, con la qualità delle gare, con tutto. Perciò diciamo che il futuro per noi è mirato non a fermarsi qui, perché non siamo di questa razza che ci si ferma con tanta facilità. Noi vogliamo continuare. Vogliamo sicuramente andare avanti per quello che riguarda la sicurezza nelle gare ciclistiche, e posso anche dire che i nostri motociclisti, e mi ci metto anch'io perché anch'io faccio parte dei motociclisti, sono professionali, perché alle nostre richieste rispondono di sì, perciò sono volenterosi, vogliono fare, e noi, come sai, stiamo dietro ai motociclisti, perché se sbagliano si correggano, se fanno bene gli si fa un elogio, perciò diciamo che i 4 anni trascorsi sono stati perfetti. Ecco, la situazione delle staffette tecniche motociclistiche nelle gare di ciclismo è molto variegata in Toscana, ma anche fuori la Toscana. A volte sono state anche, come dire, delle diversità di opinione fra voi ed altre associazioni similari. Com'è la situazione a questo punto? Anche, ti dico, in Toscana e in Italia. In Toscana credo che, non per elogiare la Toscana, ma credo che si sia i meglio di tutti, perché in Toscana ci sono svariati gruppi, però questi gruppi sicuramente prima di tutto collaborano tra di loro, perché quando c'è necessità di coprire tante gare a volte non riusciamo con i nostri numeri e neanche gli altri riescono con i loro numeri, che sono sicuramente inferiori a noi, perché noi a numeri li passiamo tutti. Però c'è una collaborazione, c'è un impegno da parte di tutti noi di cercare di copiare il meglio. Se una società fa bene, l'altro cerca di far bene, perché se no rimane svantaggiata. Perciò c'è un miglioramento anche a livello di garanzia per gli organizzatori. Perciò io credo sia un bene che ci sia non una rivalità, ma una concorrenza spietata a cercare di far meglio. In Italia invece com'è la situazione? Il resto d'Italia? Io in Italia sicuramente conosco svariati gruppi, io faccio parte anche del Comost, che è il coordinamento nazionale dei gruppi motociclisti. Io mi sentirei a un buon livello, come lo siamo a livello ciclistico, che nessuno ci considera, perché noi non ci considera nessuno, e siamo in alto con la classifica. Noi siamo in alto anche con le scorte tecniche, siamo in alto con i numeri, siamo in alto con la professionalità, con un territorio di gara che non è
un territorio facile e il nostro è un territorio difficile, perciò riusciamo a coprire, a garantire, le statistiche parlano chiare, gare di tutti i livelli, dai professionisti ai dilettanti, agli amatori, alle gran fondo, a tutti. Due parole sul comitato provinciale di Pistoia della Federciclismo, elezioni ormai avvenute, conferma di Luciano Talini e poi? Sì, diciamo il comitato provinciale, qui lo voglio anche rappresentare perché voglio esulare da quello che sono motociclisti, voglio rappresentare perché Luciano Talini purtroppo oggi doveva essere presente ma non è presente. Io sono il vicepresidente e in questo caso voglio anche lì spendere due parole per il comitato provinciale. Il comitato provinciale è stato rieletto in pieno con Luciano Talini presidente, con tutto lo staff e con un'entrata nuova di un candidato. Vuoi fare i nomi? Dio l'aiuti, è stato un inserimento a quello che mancava, perché a noi ci mancava un candidato, si è inserito lui, è stato eletto dalle società e quest'anno ripartiamo per gli altri 4 anni. Io faccio parte di questo consiglio già da molto tempo, sono stato rieletto con vari numeri, ora dobbiamo ancora stabilire quello che saranno le cariche effettive perché lo stabiliamo alla prima assemblea. Staremo in carica altri 4 anni sperando che il ciclismo cambi o perlomeno venga modificato in qualcosa in meglio, perché se no tra 4 anni sarà dura dover continuare a... Ti voglio proprio fare una domanda sulla salute invece in generale del mondo del ciclismo nelle varie categorie, dai giovanissimi ai professionisti. Purtroppo c'è una moria di gare che spariscono e anche gli atleti stanno diminuendo, ma questo probabilmente non è colpa diciamo forse di tutto quello che è il movimento, è colpa anche un po' della situazione economica, della mancanza di sponsor e così via, o no? In maggior parte è il problema economico, è quello che fa il bello delle società. Purtroppo la situazione economica non è delle migliori e dirò che a livello di società più o meno c'è stato degli abbinamenti, c'è stato un calo, ma questo è un calo che negli anni ormai ci sono. C'è un calo netto di ragazzi che si avvicinano al ciclismo e forse qui è una lotta sbagliata che stiamo facendo nei confronti delle famiglie, forse qui dovremmo lavorare di più, però è anche vero che una volta inseriti in questo organico del ciclismo la federazione e gli enti dovrebbero dare di più a questi ragazzi che si avvicinano, invece stanno dando sicuramente delle delusioni. Parlo così perché la delusione purtroppo è una che fa distacco da quello che è l'avvicinamento, ti avvicini, poi c'è la delusione e ti allontani. Non dovrebbe essere così, il ragazzo che corre in bicicletta e che ha delle caratteristiche dovrebbe andare più avanti, il ragazzo che non ha caratteristiche non va buttato via, dovrebbe essere un ragazzo che piano piano viene inserito, anche con la poca esperienza che ha fatto, ma inserito in quegli organici che servono al ciclismo stesso e a tutto, inserito nei dirigenti delle società, nei dirigenti dei comitati provinciali, dei regionali, perché poi c'è bisogno anche di rinnovare questa figura. C'è anche, a parte la parte atletica, però c'è anche crisi di volontariato per i ruoli dirigenziali nel ciclismo. Io la ritengo una crisi dovuta a quello che ho detto prima, perché se un ragazzo corre da dilettante e smette, ma perché deve andare via dal ciclismo? Del ciclismo, se ha avuto del buono, deve continuare a contribuire per il ciclismo. Invece il problema è che dal ciclismo le più delle volte si ha del poco buono e allora il ragazzo quando non vuol più sentire parlare di biciclette, non vuol più sentire parlare di società, non vuol più sentire parlare di ciclismo e questo purtroppo è un male, perché io voglio vedere come faremo negli anni futuri, perché io rimarrò in carica altri 4 anni, poi dovrò prima o poi mollare, Luciano Talini farà altrettanto, tutti i dirigenti che ora fanno parte di questo ciclismo, delle varie organizzazioni, secondo me devono mollare prima o poi. La domanda è questa, ma chi li ricambia questi? Perché non è facile entrare a far parte di una società o di un comitato provinciale ed essere già bravi a risolvere i problemi. No, devi far parte imparando, inserendoti all'interno come si è fatto tutti noi. E questo
la vedo dura, sinceramente. Dovremmo lavorare, ma vedo i giudici non si trovano, i direttori di corsa sono in calo, è tutto un problema, perché via via che smettano, se non c'è ricambio è un problema. Siamo con il nuovo, fra virgolette, presidente del gruppo motociclisti pistoiesi, Alessandro Lazzarini. Allora io ho scherzato, prima ho detto ma eri candidato unico? Beh, in effetti sì, però in questo caso, il tuo caso, diciamo che era quasi doveroso confermarti. Bah, direi, sai, il doveroso in questi casi non è la parola esatta, perché Doveroso a parte chi ti apprezza e ti conosce bene. certo, no, doveroso nel senso che quando c'è il gradimento è anche doveroso, se il gradimento non c'è è anche giusto cambiare a qualsiasi costo. Certamente io devo ringraziare tutti della fiducia, spero che questa fiducia sia anche meritata, ben riposta, e visto che veniamo da un quadriennio dove le note positive sono decisamente superiori a quelle negative, mi auguro che anche i prossimi 4 anni vadano nella stessa direzione. Ecco, abbiamo parlato prima con Giziano Villani, con Domizio Spadi, di quello è un po' diciamo, il bilancio consuntivo che avete realizzato quest'anno e per il 2017 anzi, cosa avete alle viste? Saranno confermate le principali manifestazioni? Ecco, cosa ci puoi dire? Ma al momento la situazione, i numeri sono altissimi. E negli ultimi 2 anni c'è stato un incremento notevole. Abbiamo fatto fronte a questa situazione anche con lavorazione da altri gruppi, del Club Moto Guzzi in particolare, e abbiamo avuto, siamo riusciti a coprire un po' tutte le richieste che abbiamo ricevuto senza creare problemi a nessun organizzatore. Certamente i numeri sono altissimi, questa è un'attività di volontariato e l'attività di volontariato comporta il fatto che la gente la domenica può essere presente o non ci può essere, quindi fino ad oggi i nostri tesserati sono stati molto disponibili anche a sacrificarsi, quando c'è stato gli appelli a un maggiore impegno si sono impegnati, il numero di presenze è sicuramente molto elevato per tutti, salvo casi abbastanza rari. E quindi io mi auguro anche per il futuro che ci sia la stessa situazione. È chiaro una cosa, che forse ora anche la federazione ci sta mettendo un po' gli occhi sopra e qualcuno si è svegliato e se ne stanno accorgendo, che questo problema del limite d'età sta creando sicuramente delle limitazioni notevoli, perché queste sono attività che in particolare si fanno soprattutto quando c'è le gare infrasettimanali, gare a tappe, si fanno quando uno difficilmente, voglio dire, a tempi d'oggi si abbandona il lavoro per fare queste cose si fanno quando c'è il tempo libero, lo fanno pensionati in particolare, e quindi oggi che a 70 anni le persone godano ancora di ottima salute e possano svolgere tranquillamente questo servizio, ora si sta aprendo gli occhi e si dice ma forse con le dovute cautele, con una certificazione medica e quant'altro, forse si riesce anche a alzare ulteriormente il limite d'età. Questo penso sia una cosa necessaria. Ecco, si diceva prima che uno dei vostri fiori all'occhiello è la collaborazione con RCS, con la scorta, la carovana del Giro Italia. Quest'anno sarà anche torna il Giro Italia dei dilettanti. Sapete se può essere possibile per voi seguire anche quello? Ora noi abbiamo contatti con vari gruppi, però con l'organizzazione del Giro Italia Dilettanti non abbiamo mai avuto né collaborazioni né contatti particolari. Non conosciamo bene questa associazione che dovrebbe organizzare il Giro Italia Dilettanti. Poi loro, a differenza di altre situazioni, sono in una zona geograficamente dove ci sono dei gruppi di pari valore del nostro e che offrono ottimi servizi, e quindi probabilmente saranno orientati a prendere dei gruppi locali di zona e non a venire a cercare noi. Certo, se poi ci dovessero cercare non ci fa paura, ne abbiamo fatti tanti, uno più uno meno. Anche per quanto riguarda la collaborazione dell'RCS,
la collaborazione ormai va avanti da tempo, con reciproca soddisfazione, perché è una cosa che ai nostri soci, una buona parte dei nostri soci piace, perché l'ambiente, insomma, il Giro d'Italia è il top dell'attività ciclistica in Italia, e quindi è una cosa che piace, è una cosa che attira anche i nostri soci. Fin qui tutto procede nel migliore dei modi, e quindi fino a che ce lo chiederanno noi saremo sicuramente sempre disponibili a questa collaborazione. Quanti siete ora come soci che seguono le gare? Siamo attivi intorno a 37-38 soci. Una cosa, siamo a fine anno 2016, anno solare, però già siete rivolti verso l'anno 2017. Un cruccio, un rimpianto che potete avere per quest'anno è un buono proposito per quello che riguarda il 2017? Per quanto riguarda quest'anno, noi grossi crucci non abbiamo avuto nessun problema, non abbiamo sentito lamentele dagli organizzatori, e quindi i crucci potrebbero essere derivati da cose del genere. Quando un organizzatore si dichiara insoddisfatto di servizio, allora può essere un cruccio, perché evidentemente qualcosa non è andato bene, si poteva fare di meglio. Per quanto riguarda il 2017, i propositi del 2017 sono sempre soliti, cioè noi cerchiamo di lavorare in maniera da migliorarsi sempre e da soddisfare gli organizzatori come abbiamo fatto finora, e anche, se possibile, anche meglio.